è innegabile che il disagio del cittadino sia progressivamente e gradualmente aumentato in questi ultimi anni. Non solo andrà a votare, ma si esprimerà senza indugio a favore del sì per la separazione di Venezia e Mestre in 2 comuni autonomi. È una posizione in perfetta antitesi a quella del sindaco Luigi Brugnaro, ciò che annuncia il presidente della municipalità del leader Palestrina, Danny Carella. Un'opinione chiara, espressa senza animosità o campanilismi di sorta, e Carella spiega perché è arrivato a questa convinzione separatista. Nelle isole, in questi ultimi anni, si è sentita sempre di più la lontananza del potere politico-amministrativo rispetto alle reali esigenze dei cittadini e in questo contesto lo svuotamento delle competenze della municipalità, di tutte le municipalità, non fa altro che aggravare la situazione. In vista della chiamata alle urne del 1° dicembre, la campagna elettorale si accende e l'opinione di Carella farà discutere. C'è da scommetterci anche all'interno del suo stesso partito, il PD. È evidente che la tematica del referendum è una tematica calda e tanto più lo è nella misura in cui ci si allontana progressivamente dal centro del potere, quindi da Cafarsetti e da Via Palazzo. Secondo il presidente della municipalità isolana, oggi la situazione è decisamente peggiorata. Cose che prima si riuscivano a fare facilmente presso i decentramenti, adesso non è più possibile farle e quindi questo crea una situazione di disagio che fa tutt'altro che sottovalutata, va interpretata, va compresa e soprattutto va risolta.